Finito. Vedo. Finito, e per finale parliamo del Basso Polesine. Sai che io sono veramente... Io ho sentito parlare. Io parlo quasi esclusivamente del Basso Polesine, oggi mi sono allargato anche a livello nazionale. Vabbè, parliamo di diritti esclusivi di pesca. Però ti faccio una domanda al volo. 5 protagonisti, Dallara da una parte, la segretaria generale della provincia dall'altra, il sindaco di Portotolle, il presidente del consorzio e per finale tutti i pescatori. Come siamo messi? Beh, in questo momento è un momento di stallo, perché la proposta di 2 anni non è stata accettata dal Consiglio provinciale. Io la ritengo ancora una proposta di puro buonsenso. Se ho letto proprio in questi giorni che il Presidente della provincia aspetta una proposta di delibera che il Comune di Portotolle pare abbia elaborato e si appresta a presentare in Consiglio, e il Consiglio provinciale dovrebbe votare questa proposta di delibera. Mi permetto di dire che siamo tutti in attesa di vedere cosa succede, ma è un territorio molto accidentato, non tanto dal punto di vista... Le ragioni sono note e condivise da tutti. Il problema è la percorribilità giuridica. Ma il bando famoso che nessuno vorrebbe, anzi in particolar modo i pescatori, il consorzio, si facesse, non potrebbe essere adeguato alle esigenze dei pescatori? Nel senso, il bando lo fa la provincia, o sbaglio? Certo. Quindi... Il bando lo dovrebbe fare la provincia, quindi ovviamente il bando può essere, però il bando deve essere erga omnes, cioè sì, vabbè, questo sicuramente, però diciamo che può avere dei paletti all'interno, ma assolutamente, che possono privilegiare perlomeno i pescatori, perlomeno allora, siccome ragioniamo di cose importanti, sì, e di puro buonsenso, ecco perché la proposta di 2 anni era giusta, perché consentiva intanto di avere tranquillità di lavoro e consentiva contemporaneamente a questa amministrazione di elaborare in Consiglio provinciale, certo, di elaborare una serie di indirizzi cogenti nella realizzazione, nella costruzione del bando, che potessero contenere una serie di positività per le caratteristiche del Basso Polesine. La fretta fa i gattini ciechi, questa fretta, questo braccio di ferro, mi permetto, eviterei a tutti i costi il braccio di ferro con Dallara, con la provincia. No, più che altro è con la dottoressa Votta, quale è lei la titolare della firma, non è mica, cioè se è come che io andassi da un giudice che mi deve giudicare e dicessi che questo signore è animato da turbe psichiche per cui non è in grado di giudicare. Bene, dopo che mi sono sfogato è sempre lui che giudica, non io. Quindi, calma, ci vuole più calma. Keep calm. Keep calm. Ti ringrazio, settimana prossima facciamo un altro giro in un altro bar. Se i nostri ospiti vogliono venire, naturalmente sono ben volentieri accetti. Volentieri. Diamo i voti ai 5 protagonisti. Pescatori che da 1 a 10? No, facciamo così. Ai pescatori, su questa vicenda diamo 10 a tutti. Perché? Politico. No, ma ti spiego perché dico questo. Diamo 10 a tutti. Perché, diciamo la verità, ognuno di questi protagonisti ha le sue ragioni e le ha portate alla ennesima potenza. Però siamo nella prima fase, non stiamo giudicando il risultato. In questa prima fase i pescatori difendono ovviamente il loro posto di lavoro, e il loro benessere. Non dimentichiamo mai che sono circa 1400 persone, 450 famiglie, decine e decine di milioni di euro di fatturato. Per quanto riguarda il consorzio, la dottoressa Votta difende il suo ruolo perché difende le sue convinzioni, il sindaco di Portotolle difende i suoi cittadini, il presidente della provincia si è fatto un'idea di difendere. Però dico, perché conto la politica e conto le carte, non mi ricordo chi era il quinto. Il quinto c'eravamo tutti, era la segretaria che hai citato. Ah sì, allora lì diamo 10 a tutti perché ognuno di loro ha difeso con estrema energia le
proprie Tu auspichi 2 caratteristiche. anni. Io auspico 2 anni per avere il tempo di fare un bando che metta tutti i protagonisti di questa vicenda al riparo dalle turbe del futuro, quindi che dia diritti per anni e anni e anni, perché non c'è bisogno, non può esserci la spada di Damocle ogni 6 anno. mesi. E quindi i ragazzi e comunque gli operatori sanno bene che chi lavora in questo settore ha diritto e dovere di tranquillità, perché drammatico sarebbe se intervenissero provvedimenti dell'autorità giudiziaria che sospendono l'attività di pesca.